Una conferenza in itinere più che conclusiva per verificare la percorribilità del piano di rilancio del Nuorese, che prevede la costituzione della prima rete museale, culturale e ambientale dell'isola. Un progetto ambizioso e necessario che coinvolge più di 20 comuni del Nuorese e che prevede 30 interventi sul territorio, il cui obiettivo è quello di migliorare la qualità e la quantità dell'offerta diffusa, il tutto sotto un unico coordinamento, la cui governance dovrebbe essere gestita dal Museo Man di Nuoro. L'incontro si è tenuto questa mattina presso la provincia di Nuoro, alla presenza del commissario straordinario Costantino Tidu, di Graziano Di Paola, direttore generale di Prima Idea, e dei consulenti Roberto Concas, storico dell'arte e progettista dei sistemi museali, e del docente universitario di Economia della Cultura Michele Trimarchi. La nostra sfida è quella di creare un sistema di rete di tutti i musei della provincia di Nuoro e Ogliastra, in modo tale che si possa interagire con il resto della Sardegna per creare una vera e propria rete dal punto di vista non solo museale, ma anche dal punto di vista culturale, turistico e dell'offerta nel suo culturale nel suo insieme. La promozione parte dalla forma dei musei. Noi molto spesso la cultura è vittima di un equivoco, mette una bella carta a una caramella un pochettino mummificata e troppo calcificata. Il tema è ripensare al rapporto che la società ha col museo come luogo di riconoscimento del sé, quindi percorsi narrativi, possibilmente multidisciplinari e magari anche cross-mediali, che è il nostro linguaggio di questi giorni. Dobbiamo darci in fretta delle regole, una mission assolutamente condivisa da tutti e partecipata, e su quella lavorare. Non conosco altra strada che lavorare.